Si parla spesso di self-love, di autocompassione, di quanto è importante dare un po' di spazio dentro di noi per provare un po' di pace per noi stessi. Ma quanto è difficile e quanto è facile questa cosa. Molte persone non sono in grado veramente di provare self-love. Per quanto mi riguarda, io ho avuto e ho ogni tanto questa problematica, no, di sentire di autocompiacermi, di dire: "Io sono abbastanza", di accudirmi, di sentirmi bene dove sono. Ma se soffro di dolori persistenti, è importante che invece di, abbattermi, di dire: "Non sono abbastanza, dovevo fare questo, non sono stato capace", oppure: "Ma perché così?", questo e quell'altro. Ho notato una cosa facile da fare se, hai problemi a sentire self-love o comunque a compiacerti, è quello di vedere i tuoi sintomi fisici come se fossero, un bambino o dei bambini. Esempio: soffri dolore al collo? Immagino che quel dolore al collo è in realtà Alessio piccolino che sta piangendo e non faccio altro che accudirlo. Non gli vado contro stirandolo, dandogli degli esercizi da fare, dandogli addosso, no, reprimendolo. Lo sento e lo accudisco e cerco di, dargli della sicurezza. Questo è super importante perché molte volte facciamo in realtà il contrario. Questo non fa altro che portare i sintomi ancora più forti e ancora più intensi e a durare molto più di quello che dovrebbero durare, invece di sentirli, e accudirli come se fossero dei bambini, oppure vederle come opportunità di qualcosa che, ci sta dicendo, un messaggio, per qualcosa che potrebbe diventare molto più grave se non prendiamo la nostra responsabilità adesso di sentire quella cosa. Qualsiasi cosa stai sentendo nel corpo, sentila o come un bambino o con come una mano che esce dall'acqua, che ti chiede: "Guarda, io sono qua, dammi una mano, fammi capire che sono al sicuro". Tutto questo. Lo so che sembra in questo momento un po' strano sentire queste parole, soprattutto perché tu dirai: ma tu non sai quanto dolore ho io". Guarda, ho imparato moltissimo più dai miei pazienti che da me stesso. Queste tecniche funzionano perché stiamo dando voce a una nostra intelligenza interna che per tanto tempo abbiamo oscurato o non ascoltato. Provalo e fammi sapere come va.